Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Con l'organizzazione del Triathlon Team si è svolta domenica nell'area verde in località Parareit di Cordenons la prova di recupero di Coppa Pordenone inserita nell'articolato programma della 15ª edizione di Magraid. Il Triathlon Team di Antonio Iossa ha in questo modo coperto un buco creatosi in seguito all'annullamento della prova di Casarsa. 3 partenze, 2 agonistiche di 30 e 10 km e una non competitiva di 6, con oltre 300 partecipanti e temperature africane hanno scandito la tempistica di una mattinata fuori dal comune. La 30 km è stata vinta dall'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra in 2 ore 10 e 34, davanti a Giovanni Iommi, GP Livenza Sacile 2 ore 12 e 20 e Giacomo Bruno, podisti Cordenons 2 ore 20 e 32. Tra le donne successo di Elena Fabiani, Grottini Team Recanati in 2 ore 39 e 51. Argento a Lorena Piastra, TX Fitness in 2 ore 45 e 20 e bronzo a Lucrezia Salvi, GP Livenza Sacile in 3 ore 4 e 18. Nella 10 km Glenda Basei, Bruniera Friuli Intagli, dopo il successo di Montereale Valcellina, fa il bis mentre Mattia Rizzo, Sportiamo, un po' a sorpresa viste le difficoltà tecniche di un percorso non molto adatto alle sue caratteristiche, si impone in campo maschile. Rizzo ha avuto la meglio in 36 e 42 su Fabio Stefanutti, Atletica Buia, 37 e 6 e Dario Turchetto, Polisportiva Montereale, terzo in 37 e 15. Quarta e quinta piazza, rispettivamente ad Andrea Dalla Torre, Bruniera Friuli Intagli e Matteo Redolfi, Atletica Aviano. La Basei si è affermata concludendo la sua fatica in 43,53 davanti a Irene Palazzi, podisti Cordenons 44 e 47 ed Erika Bagatin, maratonina udinese 46 e 12. E ora i vincitori e vincitrici di categoria. Promesse Stefano Santarossa, Bruniera Friuli Intagli, senior Andrea Dalla Torre e Glenda Basei, Bruniera Friuli Intagli, 35 anni Mattia Rizzo, Sportiamo e Chiara Moretto, Atletica 2000. 40 Luca Treu, Atletica 2000 e Irene Palazzi, podisti Cordenons. 45 Dario Turchetto, Polisportiva Montereale ed Erika Bagatin, maratonina udinese. 50 Franco Plesnicar, Atletica Buia e Laura Castellani, Bruniera Friuli Intagli. 55 Fabrizio Casagrande, Cimavilla Running Team e Cristina Viotto, Scuola di Maratona Vittorio Veneto. 60 Claudio Martin, podisti Cordenons e Grazia Bracchetti, Almicco Corse. 65 Calogero Fabbrica, Fiamme Cremisi. 70 Ennio Zampieri, Atletica San Martino. Abbiamo raccolto alcuni pareri a caldo, è proprio il caso di dirlo, tra i quali anche quello di Ennio Zampieri, runner di vecchia data che avevamo erroneamente abbinato la scorsa settimana ad altro gruppo sportivo. Ecco quello che ci hanno detto. Il percorso bello però tosto, nel senso che è molto articolato, tanti cambi di ritmo, il percorso molto tecnico, nel senso steppa, ghiaino, insomma saliscendi, molti cambi di ritmo. Devo dire la verità che a me il pezzo finale è piaciuto moltissimo perché c'è un bel rettilineo con terreno molto battuto e lì si riesce a spingere. Comunque bravi, bella organizzazione, sicuramente sarebbe da ritornare se la rifaranno il prossimo anno, bella, divertente. Sono della categoria SF45, per me quest'anno è la prima volta che partecipo a un circuito, quindi sono fresca di gare, di competizioni. Quindi inesperta dico che per me questo percorso è stato molto difficile, però veramente molto bello, in mezzo comunque al verde, alla natura e quindi direi eccezionale, tecnico per quello che ne posso capire io. Sono felice perché ho fatto una buona prestazione per i progressi che sto facendo e ringrazio tantissimo il mio allenatore Primo Gentile, Maria Antonietta che mi supportano sempre e grazie e complimenti per questo bellissimo evento, grazie. Oggi sono partito subito forte perché sapevo che Stefanutti e Turchetto erano molto forti sul passo, allora reduce dei campionati italiani su pista di 1500-800 ho deciso di forzare subito il ritmo. È stata una strategia molto rischiosa perché in realtà ho preso subito 20 secondi di vantaggio e dopo gli altri però sono sempre stati lì a distanza e hanno cercato anche di rincalzare un po' il vantaggio, ma alla fine ho tenuto
su un percorso decisamente duro, soprattutto nella parte centrale, dove c'erano molti sassi smossi. Il percorso era 100% sterrato, ho approfittato dei pezzi più veloci per fare un buon ritmo e il resto ho cercato di galleggiare sui sassi mantenendo il distacco. Ecco. Comunque sempre molto forti Fabio Stefanutti e Dario Trucchetto, che alla fine sono arrivati a una manciata di secondi, credo una trentina, e quindi comunque ho vinto lo stesso alla fine. Anche oggi è una gara molto importante, mi è andata abbastanza bene, un percorso duro, sassi, però ad ogni modo un pensiero anche alla società nostra, all'Atletica San Martino, che oggi faccio parte e cerco di portare a termine la mia carriera così di amatore sportivo per l'atletica leggera, e ringrazio anche la vecchia società, dopo 50 anni di corsa, l'Atletica Bruniera Friuli Italia, che con tanti amici di prima e di dopo siamo sempre d'accordo, non abbiamo mai avuto dei disguidi, e così termino con dire che tutte e due grandi società, una organizzatrice nella pista e una nella strada, e così diciamo cerco di andare avanti meglio possibile, cercare di vincere anche quest'anno Coppa Città di Pordenone. La parola ora a Greta Iuri per le ultime notizie. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo. Sinta Huvissa ha vinto a Eugene, in Oregon, la finale sui 1500 metri della rassegna universitaria americana con il tempo di 4:09:42 e lo ha fatto sulla pista di Hayward Field, sede dei prossimi mondiali. La 25enne friulana dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, nata in Etiopia e cresciuta a Pozzecco di Bertiolo, studia all'Università del Mississippi. A conferma dei suoi travolgenti progressi, a Castelloni, in Spagna, nei giorni scorsi Vissa è scesa ancora sulla distanza, portandosi a 4:04:64, diventando così la settima italiana di ogni epoca. Lo sloveno Tomo Sarf, presidente della Federazione Mondiale di Corsa in Montagna, era presente ai campionati italiani Master di Meduno della scorsa settimana. Aveva accolto l'invito degli organizzatori anche per verificare personalmente le opportunità che la location può offrire, in prospettiva campionati mondiali 2025 di corsa in montagna, con l'Atletica San Martino pronta a presentare la propria candidatura per ospitarli. Lo ha intervistato per noi Giovanni Tracanelli, ex mezzofondista sanvitese e oggi vicepresidente della Federazione Europea Master di Atletica Leggera. Sentiamo. So, good morning. We are here with Mr. Thomas Scharf, he's the president of the World Mountain Running Association, so the most important authority in the mountain running in the world. And you ask him first question is, what do you think about this event? Even if it's a national event, you checked also the course and you saw the competition. So, what do you think? Yes, first of all, I would like to say hello to all the Italian mountain running fans, because I know that Italy is still #1 in world mountain running family. Regarding the course today and the event generally, we together checked the course. Yesterday is the uphill course, and the course from today's race, this up and downhill course. I enjoyed the course. Everything is perfect. The course is really tough course with steep climbs, steep downhills, also very fast runnable flat sections, but nothing on the road. Everything is on the meadows. Everything is in the forest. So I really enjoyed it. I know that I really enjoyed the course, and I think also all the runners enjoyed the course. So, abbiamo chiesto al presidente della Federazione Mondiale di Corsa in Montagna, la massima autorità della corsa in montagna, cosa pensa di questo evento. Diciamo, ci ha detto che
Le gare organizzate in Italia sono sempre una garanzia, perché qua c'è lo spirito delle corse montagna, l'amore per le corse montagna. Abbiamo anche provato personalmente il percorso insieme questa mattina, il percorso che lui ha apprezzato, perché è un percorso da vera corsa montagna, non ha asfalto, è sufficientemente duro ma anche corribile, per cui un giudizio assolutamente positivo da parte del Presidente. And then also for the Tele Friuli, the same question, chiederemo adesso cosa pensa della proposta, dell'idea del comitato organizzatore. So you know that they are thinking to apply for 2025 World Championship here in this place, and so after you check the competition, after you saw the competition here, what do you think about the possibility to apply Meduno and this area and this valley for the World Championships? I'm pretty sure that Meduno, according to the situation that I saw today, Meduno is able to organize the World Championships. I mean, the area, the mountains and everything is perfect. They can find very good courses. This building here is perfect. All the facilities are available that you need for the organization of an international event. The only problem could be the accommodation, but it's always, we always go with this kind of events to small places, and small places could not offer accommodation for 1,000 people in this small place. So the masters should find accommodation in the circle of 20-30 kilometers from here, which is also here not a problem. So I think you have all the capacities to organize an big international event. Allora, ne abbiamo già parlato questa mattina anche in un incontro che abbiamo avuto, e lui dice che quando c'è di mezzo l'Italia è una garanzia, per cui diciamo che il suo parere, quando arriverà la candidatura, sarà sicuramente positivo. L'unico problema, la logistica qua a Meduno è perfetta, l'organizzazione comunque è all'altezza, dopo l'esperienza degli europei del 2021. L'unico problema sarà quello dell'accommodation. Si tratterà di ospitare 1000 persone, ma è lo stesso problema che hanno tutti i piccoli centri di montagna, per cui si tratterà di attrezzarsi per trovare dei posti nel raggio di 20-30 km, ma non sarà sicuramente un problema insormontabile, per cui aspettiamo la candidatura e aspettiamo magari anche l'assegnazione che verrà fatta all'inizio del 2023.